Oggi sono per Alpenplus Cammina in una delle cittadine più belle del Veneto, una cittadina che ha fatto la storia. Qui si respira l'aria dei passi di chi ha costruito, ha dipinto, ha fatto grande l'Italia. Oggi siamo a Bassano del Grappa ed Alpenplus Cammina vi accoglie qui insieme a me. Beh, sono entrato in questo bellissimo negozio che è il Kiwi Sport di Bassano del Grappa, della catena Kiwi Sport, è il più grande del Veneto, sono più di 200 metri, anzi quasi 250 metri coperti. Vedo che hanno la nuovissima collezione di quest'anno di Alpenplus, incredibile, bellissimo, ho fatto bene ad entrare. Bassano è un luogo di incontri, infatti guarda chi vedo. Ciao Emanuele. Ciao. Emanuele, la pecora nera del Grappa, incredibile. Cosa ci fai qua al Kiwi Sport di Bassano? Sono voluto scegliere un nuovo capo per la mia prossima escursione, che sono sempre sul Grappa appunto, quindi mi serve dell'abbigliamento tecnico di alta qualità e sono venuto qui apposta, insomma. C'è neve adesso sul Grappa? Ce n'è parecchia, sì. Ci sei stato? Qualche settimana fa già c'era e adesso ancora di più perché appunto ha fatto anche nevicate che nei giorni scorsi e ce n'è, sì. Ti trovi bene con i nostri vestiti? Sì, veramente una qualità veramente elevata, quindi adatta a tutte le mie escursioni, anche ultimamente faccio anche il trail running e mi trovo veramente benissimo. Se non ricordo male, tu quest'estate hai fatto una bellissima corsa che partiva da Padova e arrivava a Cima Grappa. Esatto, la corsa per la pace, che è stata una grandissima esperienza, ricca di significato e emozione, perché appunto abbiamo portato una preghiera dal santuario della Basilica del Sant'Antonio fino in Cima Grappa, quindi un messaggio di pace, e eravamo vestiti appunto di Alpenplus e ci ha accompagnato per tutto il tragitto ed è stato veramente un compagno ideale proprio. È stato veramente un piacere incontrarti qua. E visto che hai parlato di pace, io ti saluto con un segno di pace. Ciao Emanuele. Ciao. Laura. Ciao Alex. Laura Tabacchi. Ciao Alex. Laura Tabacchi, una delle guide escursionistiche più famose di tutto il comprensorio del Grappa. Cosa ci fai qua oggi? Guarda, sono a Bassano a fare un giro e stavo ammirando proprio il nostro amato Grappa, controllando un po' la situazione della neve per le prossime ciascolate, così. Per fortuna ne è arrivata tanta. Ne è arrivata un bel po', dai. Mi dicevi che tu accompagni tantissimi gruppi di turisti, anche tedeschi, anche americani. Sì, sapendo le lingue, parlando inglese e tedesco, ho anche questa possibilità che posso accompagnare le persone di altre nazionalità nel nostro magnifico Monte Grappa, sia in escursione con le ciaspole nel periodo invernale, oppure non so, visita all'ossario, oppure una escursione prettamente naturalistica, quello che chiedono, o un tramonto, come capita spesso che ti chiedono questi eventi di tramonti romantici, tra virgolette, ma... Tu hai una vocazione davvero montanara, hai anche gestito per tantissimi anni un rifugio molto famoso e quindi io so che da lì tu parti perché la tua idea è il centro del Grappa, per te il Grappa è un po' il centro del mondo, vero? Sì, perché oltretutto dove gestivo questo rifugio ho anche una casa e la mia prima salita è stata 6 mesi, quindi ho questo amore innato per il Grappa e tutto quello che gli sta attorno. Diciamo che non posso vivere senza il Grappa, se non lo vedo alla mattina quando mi sveglio o quant'altro,
Grappa è una fondamenta importante della mia vita. Noi siamo qua di buon'ora, quindi immagino che tu spesso venga a fare la tua colazione a Bassano del Grappa. E ogni tanto dai, brioche, cappuccino, anche le guide se le possono permettere, anche se... Siamo in uno dei posti più celebri di Bassano, il Ponte Vecchio, no? Qua il Palladio ha creato una struttura che rimane nella storia nonostante le distruzioni della guerra, nonostante tante cose. Questo è uno dei ponti più famosi al mondo. È famosi d'Italia, infatti qua troviamo spesso turisti da tutte le nazioni, da tutto il mondo, che vengono a visitarlo. È stato restaurato anche da poco ed è veramente un'opera d'arte meravigliosa. Poi se guardiamo la facciata di Nardini dietro di noi, vediamo ancora i segni delle fucilate. Intorno a Bassano c'è davvero la storia. Quando ci si addentra e poi ci si gira verso quella montagna che è sacra alla patria, si capisce perché tu veramente hai successo con tutti questi turisti. Bassano è davvero una patria turistica, vero? Eh sì, Bassano è un po' una meta da parte, diciamo, di tutto il mondo veramente, perché trovi l'americano, trovi l'italiano, il tedesco, l'olandese, proprio poi il Monte Grappa con la vocazione anche dal punto di vista turistico del volo libero fa sì che questo Bassano venga conosciuta in tutto il mondo anche da tutti questi piloti che salgono a piedi tante volte e poi si lanciano col loro parapendio verso la pianura. È una meta molto bella. Ti voglio invitare a fare una cosa che io in questa trasmissione faccio sempre. Noi in questa trasmissione accarezziamo il territorio, o la vogliamo fare una carezza al ponte? Certo. Grazie Laura, per me è stato davvero un piacere incontrarti qua a Bassano, spero di incontrarti sulla neve con le ciaspole ai piedi. Grazie a te Alex, ti Ciao. aspetto quando vuoi. Ciao Laura. Amato Monte Grappa. Ciao. Ciao, ciao. Buongiorno, Buongiorno, il Nordic Walking Rosà. Ciao, Ale. Ciao Sergio, Ciao. buongiorno a tutti. Nella nostra camminata del sabato troviamo il Nordic Walking Rosà, una delle più belle realtà della camminata vicentina. sì. Sergio Trevisani il presidente e qua abbiamo una serie di tecnici e di camminatori. Raccontateci cosa fate a Bassano. A Bassano siamo venuti a fare il giro del Brenta, un giro ad anello abbastanza lungo, 11 km, però molto bello perché sempre col rumore del fiume, così è molto, molto bello come giro. Vi voglio ringraziare perché vi vedo tutti vestiti di Alpen Plus e questa è Alpen Plus Cammina, quindi grazie mille. Ma voi non siete soltanto una realtà che cammina a Bassano, voi arrivate da un po' più giù, qualche chilometro, Rosà, la terra dell'asparago. La terra dell'asparago proprio, sì. A Rosà si è ben sviluppato il Nordic Walking come sport e avere anche per noi un negozio qua a Bassano di abbigliamento adatto proprio al Nordic come Kiwi Sport è molto importante. A Rosà ci sono più di 80 km di sentiero tutto segnalato, adatto alle camminate, proprio tutto pedonale. È un paese molto attento a questo aspetto. Io mi ricordo una puntata televisiva di Borghese dove uno dei piatti fondamentali era proprio l'asparago, no? Lui era bassano, però l'asparago era un po' di Bassano e secondo me un po' di Rosà. Sì. C'è qualcosa che contraddistingue Rosà rispetto a Bassano in questo? Ma sono battaglie che sempre per la stessa cosa, cioè l'asparago di Rosà, di Bassano, di San Zeno è proprio una zona dove tutti cercano di prevalere, però alla fine l'asparago bianco qua della zona è un po' una cosa classica per tutti, insomma. A me piace con le uova, però so che voi siete bravissimi anche nel risotto, è vero? Il risotto è una specialità proprio della zona. Io ti faccio queste domande perché so che voi avete una camminata che durerà fino quasi al mezzogiorno, quindi cerco di essere contestuale, no? Vi voglio davvero ringraziare perché per me è stato un bellissimo incontro, direi casuale. Abbiamo sullo sfondo il Ponte Vecchio,
una cosa davvero bella. Vi auguro una bellissima camminata, una bella continuazione e soprattutto mi auguro di incontrarli ancora. Ciao! Sicuramente, ciao! Abbiamo carezzato il territorio bassanese, con Alpen Plus cammina anche oggi. Abbiamo toccato posti bellissimi, abbiamo visto il Brenta, abbiamo guardato il Ponte Vecchio, siamo stati anche a fare acquisti. Abbiamo sicuramente trovato la miglior Bassano che potevamo trovare. Adesso chiudiamo qua, alla Loggia del Podestà, dove venivano prese le decisioni sulla giustizia bassanese. Dopo il 1700 qua girava attorno tutta la vita di Bassano. Noi abbiamo camminato, ci siamo divertiti, vi abbiamo portato in posti bellissimi. Io vi voglio ringraziare perché ci avete seguito e ci seguirete ancora. Io vi do appuntamento alla prossima puntata e dove andremo ad accarezzare il territorio solo il cielo lo sa.